Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di Neo Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Restano in stato di agitazione i 1150 lavoratori di Reset a Palermo. Prosegue il lavoro dei sindacati che continuano a cercare un dialogo con il comune, nonostante la risposta negativa ricevuta alle loro richieste. Fermato a Palermo un uomo di 79 anni intento a denudarsi in via Trieste davanti a 3 ragazzine che si trovavano nei paraggi. L'anziano, bloccato dagli agenti di polizia, adesso rischia fino a 4 anni e mezzo di carcere. Ci spostiamo a Carini, sempre nel Palermitano, dove un 17enne è stato trovato insieme a un altro giovane alla guida di una Fiat Panda rubata. Dopo aver ignorato l'alto dei carabinieri ed essersi dato alla fuga, il giovane ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. Chiude momentaneamente il pronto soccorso del Policlinico Universitario di Catania. I pazienti presenti sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso ospedale. La decisione è dovuta al diffondersi di vapori di gasolio sversato da un gruppo elettrogeno. Chiudiamo con il meteo. Si prevede un weekend estivo in piena regola con un'ondata di caldo africano che si prepara ad abbattersi sulla regione. La Protezione Civile ha diramato anche per domani un'allerta incendi arancione sull'intera isola. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.